prima corsa del 2024 all'Arcoveggio. Ester DSE, Endrigo, Erbaluce, Sielo, Mare, Enertame, Libro, Dipa e Vita del Ronco, Elettra Piz, cavalli partiti in questo istante con tentativo dall'esterno di Elertame e Libro Dipa di assumere l'iniziativa. Si oppone però Elomar, c'è l'errore di Elertama. Numero 5, Elertama, squalificato. Contatto rimane Ester DSE. E così dopo 200 metri in 15,1 al comando El Libro Dipa, all'esterno si presenta subito Endrigo. Endrigo in poche battute rileva al comando El Libro Dipa e guida all'esterno, c'è la progressione di Elettra Piz. Lungo la corda in terza posizione rimane Elomar davanti a Ester DSE, poi all'esterno anche Vita del Ronco. E intanto i 600 se ne vanno in 46,7 con il favorito Endrigo in vantaggio. Prende margine. Elettra Piz si accoda in seconda posizione perché El Libro Dipa non tiene il ritmo della testa e così dopo 800 in 1,1,7 si accoda in scia a Endrigo, che continua a fare l'andatura, mentre per corsie esterne c'è ora il tentativo di Ester DSE, il chilometro se n'è andato in 1,16,5 con Endrigo, Elettra Piz, Ester DSE che sta passando in seconda posizione, poi Elomar tenta di riproporsi, ma intanto Endrigo ha preso netto margine di vantaggio quando siamo sulla curva conclusiva a 300 dall'arrivo. È in netta evidenza. Ultimi 100 metri di gara per Endrigo che nel finale controlla la situazione, viene a vincere nettamente Vita del Ronco in seconda posizione su Ester DSE, vince facile Endrigo, secondo posto per Vita del Ronco, al terzo finisce Ester DSE 1,15,5, 2,1 appena abbondante, con 29,2 di là, 33 a chiudere la vittoria per il primo vincitore dell'Arcoveggio del 2024, si tratta di Endrigo, Massimiliano Michelotto in sediolo, per conto di Manuel Pistone e della scuderia Marodà. Giulio, aspettami lì. Sì, sì.